Femmine di 4 anni per questa quarta corsa da Bologna, un confronto sul miglio che vede 7 soggetti al via, 1 Flora Pan, 2 Follia NP, 3 Frida Pax, 4 Freedom by Tony, 5 Fanta Spritz, 6 Fabiola Ross, in seconda fila 7 Freya del Ronco. Favori per Fabiola Ross, 3 vittorie nelle ultime 4 uscite, numero 6 Andrea Guzzinati in sediolo. In partenza l'errore di Fanta Spritz, mentre c'è lotta per il comando con Follia NP che lo conquista. Freedom numero by 5 Tony Fanta Spritz al suo esterno. qualificato. Alla corda serra sotto Flora Pan. E così insiste all'esterno Freedom by Tony, attacca ancora con decisione Follia NP, si avvantaggia, passa a condurre. All'esterno c'è Fabiola Ross, mentre in terza posizione rimane Flora Pan, 400 iniziali in 29,1. E così dopo 500 metri di gara progredisce Fabiola Ross e la sua azione è seguita da Freya del Ronco. Fabiola Ross progredisce su Freedom by Tony, che è passata a condurre dopo 300 metri sostenuti, 29,1 il quarto iniziale e 45,6 600, già in fase di decelerazione comunque un 16,5 in curva. Fabiola Ross si avvicina gradualmente, si trascina Freya del Ronco. 1 minuto e 8 decimi il passaggio al mezzo miglio con Fabiola che ora prova ad assaggiare la consistenza del battistrada. Il chilometro se ne va in 1,16,2 con Follia NP sempre a contatto lungo la corda, poi all'esterno Freya del Ronco, ancora Flora Pan, 500 alla conclusione, tutto da decidere, ma Freedom by Tony mantiene a distanza Fabiola Rossa, 400 dall'arrivo, ha in schiena sempre Follia NP, poi Freya che accenna la terza ruota. Metà della curva conclusiva superata con Fabiola che ora fa sul serio, ma lo scatto in terza ruota di Freya del Ronco, poi alla corda c'è Follia NP e anche Flora Pan ha spostato, retta d'arrivo con Fabiola Rossi in vantaggio, l'attacco di Freya nel finale passa per dominare e vincere agevolmente. Il secondo posto lo conquista Follia NP che piega a sua volta Fabiola Ross, 1,15,1 ragguaglio conclusivo, un doppio 30 a chiudere. Freya del Ronco e Carmine Piscuoglio determinati vengono a vincere questa quarta corsa, piegando nettamente nel finale Fabiola Ross che se la fa scoperta all'esterno ma deve cedere negli ultimi 50 metri e cedere anche il secondo posto a Follia NP che all'interno la pizzica nelle battute conclusive. Successo per Carmine Piscuoglio. Mario Natinchi al training per conto del signor Giuseppe Giannusa.